Buonasera a tutti, sia a chi è in sala sia a chi ci segue in streaming. Devo dire che per noi è una serata davvero particolare, perché avere ospite alla libreria Italy Post il professor Luigino Bruni è davvero un grandissimo onore. Potremmo perfino fargli un applauso. Beh, insomma, per chi la conosce, la segue da anni, insomma, è sempre davvero un grandissimo piacere incontrarla, e abbiamo voluto averla qui. Non starei qui a presentarvelo più di tanto, perché credo che tutti voi lo conosciate molto bene, però... Penso di no. Penso di no. Ecco, diciamo che insegna economia politica presso l'Università LUMSA di Roma, è noto per il suo apporto, come dire, interdisciplinare, che integra economia, etica e filosofia e studi biblici, è editorialista di Avvenire e spesso scrive anche sul Sole 24 Ore, ed è, diciamo, tra i principali teorici, adesso non dico il principale perché poi magari qualche suo collega si offende, esatto, dell'economia civile. Devo dire che mi ha molto colpito quando Aboca Edizioni, che ha pubblicato questo libro. Aboca, allora, noi abbiamo una casa editrice che si chiama Post Editori, che pubblica una serie di libri di economia più spinta verso il mondo dell'impresa, però devo riconoscere che Aboca Edizioni è una casa editrice davvero eccezionale e sta facendo un grande lavoro. Li invidio per certi aspetti molto, e come dire, come si fa nella concorrenza tra case editrici, si impara da quelli più bravi per cercare di superarli. Questo nell'economia animale. Poi nell'economia, no, dicevo che è uscito questo libro e leggo economia vegetale. E allora, conoscendo un po' il percorso, non benissimo, devo dire oggettivamente, perché non si conoscono mai benissimo i percorsi delle persone, mi aveva molto colpito questo approccio, come dire, all'economia vegetale, anche perché questo era già accaduto per qualche, diciamo, scienziato, divulgatore scientifico, che aveva già costruito paragoni importanti sul tema, come dire, del vegetale, ma più dal punto di vista tecnologico. Non l'avevo ancora colto bene sul lato economico. Allora, io dicevo prima al professore che, siccome voi siete qui per ascoltare lui e non per ascoltare me, gli chiederei di raccontarci, diciamo, questo libro e la scelta di questo, diciamo, approccio che ha voluto proporci, per poi stimolarlo magari con qualche domanda anche provocatoria, se serve, giusto per come dire, vedere la tenuta sì, in senso buono del, del pensiero, alla luce di trasformazioni che sono davvero notevoli. Noi abbiamo pubblicato, e come faccio un po' di autopubblicità, un libro del professor Franco Mosconi che si chiama Modello Emilia, nel quale come dire, Mosconi spiega perché il capitalismo emiliano risulta vincente in questo paese, perché sa coniugare forte innovazione dell'impresa privata con quello che chiama spirito di comunità. È un approccio, credo, complementare a quello del professor Bruni, ma adesso partiamo dal libro e da quello che... Vediamo che si sente. Pronto? Forse è troppo alto, non so. No, grazie molte per questa presentazione, grazie molto per l'invito che sì, ho accolto, anche perché poter parlare di qualcosa su cui si è lavorato, un certo impegno, anche se il libro è piccolo, però negli ultimi anni, soprattutto quando esce qualcosa, cerco di non vergognarmi dopo che è uscito perché ho scritto male o troppo di corsa, quindi ci ho messo del tempo. E anche Aboc ha fatto un bel lavoro sia nella scelta della carta, del formato. È un libro che anche come oggetto si tiene bene, perché oggi, visto che lei è anche un editore,
il libro in quanto informazione, ci sono fonti libere che ti danno la stessa informazione, la saggistica. Quindi una persona compra un libro anche perché compra un oggetto. Non è soltanto il valore d'uso del libro, è anche il valore simbolico che lo tengo a casa, dico a chi viene nella mia libreria di autori che mi piacciono, quindi c'è molto di più del contenuto, perché i contenuti ormai sono un bene libero, sono tornati, no? Come forse lo erano nella tradizione orale antica. Quindi sono contento di poterne parlare, cercherò di dire due parole. Abbiamo in tutto un'ora? Per capirci anche un po' quindi se rimangono 15-20 minuti di dialogo con voi. Qui ho degli amici di antichissima data, il professor Gui, la moglie Marina, con cui ho davvero iniziato a fare questo mestiere, perché io Benedetto l'ho conosciuto prima di iniziare a fare l'economista, perché studiavo economia nel mio terzo anno di università, andai a un convegno con il mio professore che mi invitò e c'era lui che conoscevo un po' di nome perché scriveva su un giornale che leggevo, e avevo 21 anni, quindi insomma parliamo di una vita fa, insomma, io ne ho 58, quindi tanti anni fa. Poi il mio primo lavoro universitario dopo il dottorato l'ho fatto qui a Padova, anche grazie alla sua presenza, quindi sono contento, poi sono tante volte a casa loro con Marina, la moglie. Poi c'è anche qui Orietta, che è una persona che lavora sulle relazioni, questo appunto relazionesimo, che è questa fondazione di Vicenza, di cui faccio parte del comitato scientifico, insomma, quindi ci sono molti amici della mia esperienza anche personale, comunitaria, di tanti anni, di cui sono felice che sono felice di rivedere. Quindi, così, cosa dire di questo libro? Ma perché è nato innanzitutto? No? Perché ovvio non è un tema così immediato a mettere vicino economia e vegetale. È nato perché io qualche anno fa in un incontro, in un convegno a Firenze delle cooperative, dell'Unicoop, cioè di tutto quel mondo di cooperazione al consumo, una convention, invitarono me per parlare di economia, invitarono due personaggi, che uno è Capra si chiama, che è uno scienziato, diciamo un divulgatore scientifico che ancora vivente, insomma, che aveva fatto libri su sistemi biologici e un po' anche di economia, ma insomma questa idea un po' del modello della vita, della bioeconomia, e Stefano Mancuso, che era ed è uno scienziato, un botanico, che parlarono delle piante. Lui parlò delle piante, no? Era lui che mi riferivo all'inizio. Sì. Lui parlò delle piante, ma senza nessun riferimento all'economia. Cioè, però mi fece vedere, così, perché sono persone che hanno questo talento, un mondo che io pensavo fosse molto meno interessante di quello che veniva fuori, intelligenza, che scelgono, che decidono, i suoi esperimenti con i fagioli, che sono diventati famosi poi, che i fagioli decidono di competere, di cooperare, delle cose che mi fecero davvero un certo effetto, al punto che lo invitai nel mio luogo di lavoro, al Polo Lionello Bonfanti di Economia di Comunione a Loppiano, ma parliamo del 2016, cioè, per fare una giornata su capitalismo vegetale, lo chiamavo. Lui parlò di piante e io feci la parte mia, cioè dico che cosa potrebbe dire tutto questo all'economia, no? E lì cominciò la prima riflessione, poi feci un paio di articoli su Avvenire in quegli anni, cioè su economia e piante, eccetera, finché un giorno Aboca, che conosco perché Aboca è anche un sostenitore, un socio della Fondazione Economio Francesco, che il 23, cioè lunedì, fonderemo, il 25 porteremo al Papa perché lui ci ha chiesto di fare qualcosa per sostenere questi giovani del mondo, e andremo con un gruppo di giovani da lui a portare questa fondazione. Ci sarà anche Aboca. Io quindi l'avevo incontrati per queste cose e mi disse il presidente Stefano Massimo Mercati, mi disse: ma perché non facciamo qualcosa insieme, non fai un libro per noi? E io posso sviluppare l'idea di quei 2 o 3 articoli su economia e piante, ed è nato questo libretto, che poi nel frattempo ho cercato quindi è nato da un incontro, no? Perché la vita è così, cioè si va a un convegno per parlare, conosci qualcuno, sono quelle esperienze di serendipity cosiddetta che fanno interessante la vita, che accadono cose che non dovrebbero accadere, insomma, quindi è nato così. Che cosa c'è dentro questo libro? Cioè ma allora,
io sono uno storico del pensiero essenzialmente, se uno dovesse dirmi oggi, oggi faccio anche altre cose, però la mia natura, quando, essendo di formazione, il mio dottorato è essenzialmente di storia del pensiero economico, e anche quando ho fatto qualcosa più teorico, la mia domanda è sempre: quando comincia questo fenomeno? Chi è il primo? Quando facevo, come abbiamo detto, dei lavori sui beni economici, chi è il primo che ha parlato di bene in economia? Cioè la parola good per dire bene in inglese o in italiano. Cioè questo è il mio approccio, mentre un teorico come Benedetto magari davanti a un problema cerca di modellizzarlo, di tradurlo in una formula, di farlo diventare un modello. A me la prima domanda che viene: dove nasce? Come mai? Allora, avendo questa caratteristica come persona, ho fatto un lavoro storico, cioè perché l'economia non ha scelto di dialogare col mondo vegetale? Cioè perché quando è nata la scienza economica ha fatto una scelta diversa. Anche se poi andando a fondo, questa era la prima intuizione, andando a fondo mi sono accorto che in realtà, cioè sapevo ma l'ho visto meglio, che il discorso è più complesso, perché quando l'economia politica nasce nel mondo anglosassone e anche in Italia nel Settecento, in realtà una certa presenza, almeno della natura, c'era. Cioè non c'erano le piante, però c'era ad esempio la terra. Cioè tutti quei pochi presenti che hanno fatto un corso di economia all'università o anche alla ragioneria, si ricorderà che quando si prendono i classici, Smith, Riccardo e Marx, i fattori produttivi erano tre: terra, capitale e lavoro. Cioè la terra era fondamentale nell'economia classica, non un po' perché il mondo era ancora un mondo anche agricolo, ma perché c'era questa intuizione che, tanto che una scuola intera, come la scuola fisiocratica dei fisiocratici del Settecento francese, con effetti anche in Italia e in tutto il mondo, anche su Smith, perché Smith sappiamo che ha avuto un importante influsso su questa scuola, pensava che qualsiasi valore nascesse dalla terra, cioè che l'unica fonte di valore aggiunto fosse la terra e l'unico lavoro produttivo fosse il lavoro agricolo, e tutto ciò che non era agricolo erano lavori improduttivi, compresi i professori, cioè, perché l'unica, no, allora l'idea loro avevano di tassare soltanto la terra con l'imposta unica, perché tutto il resto è trasformazione, il lavoro aggiunto, perché la terra è generativa, perché la terra è capace di creare da 1 100, no? I semi, eccetera. E questa scuola poi aveva un'intuizione che io ho ripreso anche nel libro. Qual è l'intuizione? Che qui parlavo prima con i miei amici di relazionesimo di capitali. C'è l'intuizione che ebbero i fisiocratici, c'è un po' di una cosa che sembra quasi una cosa un po' accademica, però insomma è la vita. I fisiocratici avevano un'intuizione che la ricchezza di un paese non la misurano i capitali, ma la misurano i flussi, cioè nasce il prodotto interno lordo. Cioè l'intuizione è che tu non sei ricco perché hai tanti capitali, hai palazzi, hai mari, hai miniere, no? C'è questo grande tema di un italiano, Antonio Serra: come può un paese senza miniere essere ricco, no? 1630. Cioè hai miniere, hai palazzi, hai le spiagge, oggi hai eccetera, e quindi avendo capitali sei ricco. Questa era un'idea antica, un po' mercantilista. Cioè hai molto oro, quindi hai degli stock, no? Quello che intuirono questi fisiocratici è una cosa diversa. No, la ricchezza vera non è un problema di capitale, è un problema di flussi. Se tu sei capace di mettere a reddito questi capitali, e nasce il concetto di PIL, cioè il flusso annuale. Se tu, tanto che in Italia, Sud Italia è pieno di spiagge, andiamo in Africa è pieno di miniere, ma non è che se la passano sempre così bene, no? Perché la capacità di un paese è far diventare quei capitali flussi. Allora, quello che a un certo punto io ho detto in questo testo, dico sì, però dopo 250 anni, che anche se poi nel Novecento è esploso il PIL tecnicamente, però l'intuizione dei fisiocratici, dopo 250 anni che misuriamo i flussi, forse abbiamo consumato i capitali e non ce ne siamo accorti, perché dietro i flussi sono dei capitali, pensiamo all'ambiente. Cioè tutti sanno, almeno dovremmo saperlo, che dietro la ricchezza che diventa flusso ci sono aria, acqua, sole, materie prime, c'è tutto ciò che chiamiamo ambiente, però è lì lo sfondo, prendiamo, e questo è un altro punto, prendiamo senza un rapporto di reciprocità. Anche questo, perché con la terra abbiamo preso e non abbiamo dato, cioè il mutuo vantaggio, questa grande legge dell'economia, abbiamo applicato ai rapporti interumani, ma non nel rapporto con la terra, dove abbiamo preso e scaricato, ma non abbiamo immaginato un rapporto di mutuo vantaggio. Allora, con l'ambiente è evidente, ma abbiamo anche consumato altri capitali,
sociali, comunitari, relazionali, spirituali. Voi pensate semplicemente a un fatto, no? I miracoli economici dell'Italia sono anche dovuti al fatto che le industrie hanno consumato capitali senza pagarli. Basterebbe pensare al lavoro delle donne. Io quando torno a casa mia e vedo ancora mia mamma che è vivente, che cosa erano le donne, io vivo in campagna, cioè l'accudimento della forza lavoro, tutto ciò che avveniva dentro casa, che poi è vero che il maschio spesso usciva, andava in fabbrica, ma c'era tutto un capitale di cura che era utilizzato dall'impresa ma non era remunerato, se non in modo, cioè, si pagava la famiglia, però sicuramente, tanto che oggi vediamo cosa significa questo, quando chiaramente non c'è più tutta questa dimensione. Quindi capitali relazionali, capitali sociali, capitali spirituali, tutta la pietà cristiana, no? Cioè, quanto è stato importante tutta la capacità che avevano le persone di gestire il dolore, le frustrazioni, i lutti, legata anche alla fede. Quella era una forma di capitale che oggi si sta esaurendo in modo molto veloce. Quindi dico, forse dobbiamo ricominciare a misurare seriamente i capitali, perché qualcuno cerca di farlo, però troppo poco, perché siamo ancora molto legati ai flussi, tanto che ancora oggi, con tutto ciò che sta accadendo nel pianeta, con tutto ciò che si dice sulle guerre, sulle armi, sull'azzardo, noi continuiamo a gioire per lo 0,2 in più di PIL, come se fosse quello veramente l'indicatore del benessere di un paese, no? Cioè, in fondo i governi in Europa, l'obiettivo cresciamo 0,2, 0,5, 0,7. Vuol dire qualcosa? Sì, volevo chiedere una cosa. Lei contrappone l'economia vegetale all'economia animale. È una contrapposizione, come dire, forzata? Ci sono solo due modelli e uno è bene e l'altro è il male? O come dire, alcuni elementi, adesso lei faceva questa battuta sul PIL che mi è venuto qui di interromperla, perché è vero che il PIL è un indicatore, eccetera, eccetera, però è generazione di ricchezza che poi viene ridistribuita fondamentalmente. Sì, no? sì, noi facciamo un altro ragionamento il mio, cioè Sì. che questa generazione di ricchezza non nasce dal nulla, nasce dai capitali che abbiamo consumato senza, secondo me non è passato, remunerarli in modo adeguato, cioè senza vedere che c'era, come il Benedetto Gui anche ha sempre detto, cioè se noi non vediamo qualcosa tendiamo a distruggerlo. Cioè noi non abbiamo visto per troppo tempo i beni ambientali, i beni relazionali, perché semplicemente le categorie economiche non consentivano di vederli, perché la teoria è anche un paio d'occhiali con cui vedi il mondo, e non vedendoli abbiamo inquinato il pianeta e abbiamo inquinato anche i rapporti umani. Quindi il fatto di dire ci sono dei capitali che si stanno deteriorando è un modo per vederli, però il fatto dell'animale, venendo alla sua domanda, cioè io non è, innanzitutto nel libro ci sono più cose, no? Cioè io il discorso dell'animale, del modello animale lo tiro fuori quando parlo delle imprese, non quando parlo del sistema economico. Il sistema economico io dico soltanto che abbiamo abbandonato la Terra, un capitolo si chiama l'eclissi della Terra, perché quando siamo passati dal modello classico al modello neoclassico, da 3 dimensioni siamo passati a 2, cioè capitale, terra, lavoro, era un mondo tridimensionale che la terra vuol dire radici, storia, identità, appartenenza. Siamo passati a un mondo a 2 dimensioni, perché se uno guarda un manuale di economia, capitale e lavoro, è vero che tu puoi mettere la terra dentro il capitale, però di fatto non la vedi. Ed è un mondo perché era più un mondo industriale, un mondo in qualche modo quasi non più legato alla natura, al territorio, quindi un mondo dove hai il capitale e il lavoro, non c'è l'asse della terra, tanto che nel Novecento la terra è uscita, tranne nella scuola italiana. Io dedico un capitolo ad Achille Loria, che è uno forse l'unico economista del Novecento di un certo rilievo, totalmente emarginato, che ha salvato la terra. Cioè lui ha continuato a dire fino alla morte, purtroppo è morto diciamo, scappando dai nazisti nel 1943 a 80 anni, perché era ebreo, sulle montagne piemontesi, lui fino alla fine ha detto noi abbiamo dimenticato la terra, perché un'economia che non vede la terra è un'economia che non capisce il mondo, perché la terra lui l'ha legata a che cosa? Alla rendita. Cioè la terra ti fa vedere la rendita come grande categoria, che invece che non è soltanto l'interesse sul capitale o il profitto, la rendita è un fenomeno diverso, distinto, che era ben chiaro ai classici, cioè come ora una piccola parentesi, l'idea che avevano i classici, soprattutto Riccardo, non lo conoscete, non preoccupatevi, un po' il maestro di Marx in economia, l'idea era molto forte. Il vero conflitto del capitalismo è tra rendite e profitti.
Cioè, perché, diceva lui, le rendite tendono a crescere in modo eccessivo e si mangiano i profitti e bloccano lo sviluppo economico. Lui diceva questa legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, che poi riprenderà Marx, era legata al conflitto tra redditieri e capitalisti. Cioè c'è qualcuno che ha un potere, in quel caso lì la terra, lo esercita, vive di rendita. A proposito di rendita, mia nipote verrà a Padova a studiare, ora la rendita immobiliare. No, viene a studiare ora per una stanza con 6 ragazzi, paga 380 euro. E io mi domando che cosa stiamo aspettando per una ribellione, cioè che una persona vive, prenda 2.500 euro al mese per affittare una stanza. Queste sono le nuove forme della rendita, che chiamiamolo immobiliare. Però, a parte mia nipote, che comunque è una cosa personale, familiare, pensavo è stata fortunata a trovare anche solo a 380. Sì, più spese, che vuol dire siamo oltre i 400, no? Poi, a parte questo, no? Per dire, volevo mandare da Benedetto, poi ho detto forse non è il caso, sono già trovato. No, per dire che lui diceva il vero conflitto è tra chi vive senza lavorare, perché ha lavorato qualcuno prima di lui, e l'imprenditore che deve creare flussi ogni anno. Non è che puoi vivere pensando che il profitto è un flusso che accade oggi, non che... Allora, dopo Marx, il grande conflitto è stata la fabbrica tra capitale e lavoro, cioè tutto questo grande conflitto di classe. E secondo Loria ci siamo dimenticati che ci sono le rendite nel mondo, cioè che, a parte pensare oggi alla finanza, no? Cioè che c'era un enorme fenomeno in crescita che schiacciava verso il basso, secondo lui, capitale e lavoro, tutte e due insieme. E quindi io ne dedico un capitolo a Loria, non solo perché mi piace come persona, che lui è stato fedele a una vocazione. Cioè lui dalla tesi di laurea, quando aveva 21 anni a Siena, lui un giorno dice, ne racconta sulla autobiografia, mentre stavo a teatro mi venne l'intuizione della rendita. Tornai a casa di notte, passai tutta la notte a scrivere questa rendita, al mattino mi svegliai, aprii gli occhi e vidi nelle tende della stanza la mia teoria, il conflitto tra, li vedeva disegnati, no? Fra lavoratori, tra redditieri, cioè lui ha avuto una vocazione, diciamo, scientifica, alla quale è stato fedele, anche quando fu emarginato, ridicolizzato come un vecchio totalmente fuori moda, lui è rimasto, per dire, quindi c'è un capitolo sull'Oria e la Terra, questo tema delle eclissi della Terra che è molto legata all'eclissi dell'ambiente, della natura, che è stata fino a qualche decennio fa importante in economia. L'animale lo tiro fuori quando parlo delle imprese, cioè soltanto lì, cioè quando dico, qui è l'idea anche di Mancuso, no? lui lì partiva dicendo che quando noi esseri umani facciamo qualcosa, un computer, nel caso un'impresa, tendiamo a riprodurre animali, perché siamo animali. Quindi immaginiamo di una divisione delle funzioni, organi, cervello, fegato, reni, e quindi tendiamo a immaginare un'impresa, dice lui, su un modello animale, no? Quindi l'impresa animale cosa significa? Che corre, si sposta, è veloce, è efficiente, ed è interessante confrontarla con le piante, perché le piante hanno una caratteristica fondamentale, sono ferme, o si muovono a modo loro, cioè, ma non sicuramente come gli animali. Quindi c'è un incendio, stanno lì, non è che dicono c'è una carestia o siccità, stanno lì. Allora quello che dice Mancuso, che io ho preso per le piante, che questa infinita vulnerabilità ha prodotto un'infinita resilienza. Cioè, se tu vivi sempre nello stesso posto e hai radici, devi cavartela stando fermo, quindi non puoi avere organi, perché se hai organi troppo differenziati, una pecora ti mangia il fegato e muori. Quindi devi distribuire gli organi su tutto il corpo, devi avere 1000 occhi, 1000 fegati, 1000 organi, 1000 polmoni, 1000... perché, e allora questo che cosa dice, questa bella intuizione, se tu non hai organi è molto difficile ammazzarti, tanto che una pianta può ripartire perdendo fino al 90% del corpo. Pensiamo a un prato, pensiamo a un cespuglio, perché questa grande vulnerabilità in un approccio evolutivo di milioni di anni. Allora io dico, che cosa significa immaginare un'impresa pianta? E lì faccio riferimento al modello cooperativo, che somiglia molto più alle piante che agli animali. È più distribuito, meno gerarchico, non c'è un cervello come nel caso, perché invece l'impresa tipica con l'imprenditore al centro è molto animale, no? Cioè l'impresa che c'è il fondatore, che quando il fondatore muore spesso si porta con sé, non sempre, ma può portarsi via anche l'impresa stessa, perché è come se viene meno il cuore, quindi ha una grande efficienza finché c'è,
E io poi in un capitolo che non interesserà a molti, ma a me è interessato quando l'ho scritto, ho applicato questo modello vegetale e animale alle comunità e ai movimenti. Io dico, quando una comunità, un movimento, compreso quello di cui faccio parte io, dei focolari, nasce, è molto simile a un animale, nel senso, c'è un cuore, un fondatore, da cui dipende tutto, dove passa il sangue, dove passa tutto, perché non può che nascere così. Però dopo il fondatore potrebbe diventare più pianta, perché se rimane animale, non è quello che dico nella mia riflessione, se il presidente che prende il posto del fondatore si comporta come era prima il fondatore, essendo il cuore di tutto, semplicemente ha l'infarto, perché nessun presidente dopo il fondatore può svolgere quella funzione del fondatore, che tutto passava attraverso di lui. Quindi dovrebbe rimmaginare 1000 polmoni, 1000 cuori, 1000 reni, quindi molto più orizzontale, molto più a rete, molto meno gerarchico, molto meno centralizzato. Quindi il modello animale mi serve per come tutto il libro, è una grande metafora, quindi attenzione, perché la metafora è inizio di ragionamento, non è la fine, è un punto di partenza. Ecco, ma infatti il terreno sul quale volevo portarla. Sì, le faccio l'ultima domanda, poi passiamo a loro. No, ma io sono abbastanza mentalizzato sui tempi. La domanda che le volevo porre è questa. Premesso che il modello cooperativo qualche volta è funzionato e tante altre volte no, non parlo delle cooperative bancarie, qui in Veneto abbiamo avuto qualche situazione di cooperative bancarie come la Popolare di Vicenza o Veneto Banca, che non è stato un ottimo esempio di gestione cooperativa, ma comunque, come dire, pregi e difetti. E lei ci parlava di Aboca, che è un'impresa, fa parte di questo movimento di B Corp, che è un movimento ormai estesissimo, anche lì con qualche problemino ogni tanto da qualche parte, ma non le sembra che stiamo assistendo a una trasformazione per cui le imprese, o molte imprese, o una parte significativa di imprese, ha compreso questa economia vegetale, e ha un approccio più cooperativo, e dall'altra parte molte cooperative stanno assumendo il buono del modello imprenditoriale, per cui in qualche maniera i due modelli mischiati forse funzionano di più che non quelli rigidi da un lato o dall'altro. Facciamo un centauro, una sorta di ibrido tra due... Contaminazione. No, questa contaminazione culturale è sempre stata una cosa positiva. È un punto di vista che c'ha il suo interesse, no? Osserva il mondo. Io nel mio ragionamento cerco di dire una cosa essenzialmente, cioè è ovvio che la cooperativa, se noi la vediamo in prospettiva storica, la cooperativa ha svolto la sua funzione. Mettiamo che sono, così mi regolo. Siamo alla mezz'ora. Mezz'ora, quindi c'è ancora un po' di tempo. Cioè la cooperativa ha svolto una funzione perché ha risposto a dei bisogni in un certo periodo, soprattutto, tanto che oggi in altri paesi in via di sviluppo le cooperative sono ancora interessanti perché hanno una struttura, di incentivi, per dire la parola sbagliata, che a me non piace, ma insomma, per capirci, e di diritti di proprietà che risponde più quando hai delle comunità. Se tu non ce l'hai, la cooperativa non funziona, perché chiaramente la cooperativa è una comunità che si mette a reddito. Quindi hai bisogno di comunità con tutti i conflitti delle comunità. La comunità, chi di noi ha vissuto in realtà comunitarie sa che la comunità è piena di litighe, cioè si litiga soltanto nelle comunità. Cioè, a volte si idealizza un po' la comunità antica. Io quando torno a casa mia, che è ancora un paese comunitario, cioè già nello stesso palazzo 3 su 4 sono litigati fra di loro, no? Cioè poi c'è la comunità, questa visione romantica. La comunità è un luogo di vita ma anche di morte, cioè tutti lo sappiamo da Caino e Abele, non è che dobbiamo impaurirci, però anche di vita, cioè ma è una vita complessa. Allora io non è che sto dicendo di tornare alle cooperative delle funicolari di fine 800, del movimento cattolico socialista, cioè quel mondo lì l'ho anche studiato, ho pure fatto un libro 10 anni fa sulla storia del mondo cooperativo italiano, e ha avuto la sua evoluzione, e oggi alcune grandi cooperative sì, hanno alcuni aspetti cooperativi, ma somigliano anche molto a delle imprese tradizionali da altri punti di vista. Quindi la mia domanda è un'altra, io dico questo, quindi è una domanda, è provocatoria in sé anche la mia domanda, cioè dico, è il tema dei diritti di proprietà, cioè
Noi abbiamo oggi delle grandi imprese che gestiscono il web, che gestiscono. A me personalmente ha colpito molto vedere che questo fondatore di come si chiama? Telegram, che hanno arrestato lì, si capisce bene perché in Francia faceva miliardi di utili con un social network, no? Cioè, insomma, quanti miliardi ha fatto da giovane, o pensiamo a Facebook, ora si chiama Meta e dintorni, cioè l'enorme quantità di reddito che viene generato da alcune grandi multinazionali che gestiscono, tra l'altro, il tempo libero e i rapporti gratuiti dei nostri giovani e anche i nostri. Quelle piazze che una volta erano totalmente libere oggi vengono gestite da multinazionali for profit. Allora, la domanda è, cioè, il futuro ce lo immaginiamo come dal punto di vista dei diritti di proprietà? Cioè di enormi ricchezze che transitano nelle mani di pochi azionisti che saranno sempre più ricchi, o possiamo immaginare delle mega cooperative con milioni di soci? Cioè dove, chiaramente con delle forme diverse, dove la democrazia economica diventa una cosa seria, cioè dove tu sei azionista anche in qualche modo. È ovvio che io non ho come mestiere, non faccio come mestiere il disegnatore di assetti proprietari, però una domanda bisogna farsi: a dove andiamo? Cioè vogliamo, in un modo sempre più concentrato dal punto di vista finanziario, in grandi imperi economici. Io non sto parlando della piccola impresa familiare, parlando di questa. Allora dico, il modello cooperativo pensato in un modo postmoderno, orizzontale, piatto, partecipativo, democratico, cioè la democrazia politica, come può diventare anche economica? Cioè, noi ci sentiamo sovrani soltanto quando votiamo e poi siamo sudditi di mega imperi, o si può anche sognare, parlare di forme diverse anche di partecipazione? Questa è la mia domanda, che chiaramente è una domanda che pongo sapendo che la risposta non c'è, perché è talmente complicato immaginarlo, che non vuol dire che io immagino appunto un mondo, un post-comunismo, dove tu immagini, torniamo, no? Dico semplicemente questo, che siamo in una situazione molto complessa, l'economia è sempre più importante, è sempre più presente, non è più una sfera accanto alle altre. L'economia oggi è una grammatica dei rapporti umani, entra ovunque, nelle scuole, il linguaggio e tutto. Questa economia vogliamo lasciarla a quattro padroni, o possiamo immaginare forme più democratiche anche nei diritti e non soltanto nella, in altri aspetti dove la democrazia chiaramente procede, no? E questa è una domanda del libro, chiaramente Sì, conclusiva. credo che sia una delle domande che il capitalismo moderno si sta Sì, sta anche facendo, insomma. ponendo, insomma, no? Perché come avevamo le 7 sorelle del petrolio, adesso abbiamo le 7 multinazionali dell'informazione, però dentro la società, come dire, accadono per fortuna cose diverse, e le società più vitali che trovano anche forme partecipative. Oggi Renzo Rosso annunciava che la Diesel diventerà un'impresa partecipativa con le quote dipendenti. Adesso non lo so se sia marketing o se sia reale, però il fatto che ci si ponga il problema, come dire, di una partecipazione collettiva è già un segnale, come dire, che quello che lei negli anni ha seminato Sarebbe letto evidentemente, Menzo Rosso, esatto, e tanti altri, spero diciamo, di no. sta crescendo. Se Flora ha il microfono per le domande, scusate che fa velocemente perché altrimenti il pubblico da fuori senza microfono non sente. Intanto se qualcuno alza la mano, che così... Beh, il libro avranno modo di leggerlo dopo, no? Eccola qua. Grazie. Io non ho letto il libro, quindi... Ecco, così. No, è tutto molto interessante, ma mi ha colpito in particolare questa ultima parte su questa forma di partecipazione, no? Da un punto di vista economico. Allora mi chiedevo, sicuramente è chiaro, un oggetto di studio e materia degli esperti, però mi chiedevo se e in che forma, è una domanda forse senza risposta, ma in che forma può essere attuata una democrazia economica, cioè una partecipazione anche dal basso, non so come dire, perché appunto l'economia è ancora vista per molti, no? Pur essendo così
permeante in tutti gli aspetti della vita comune, è ancora vista molto spesso come disciplina in mano degli esperti o comunque sulla quale è impossibile intervenire. Allora la domanda è possibile? In che forma? O non lo so, ecco. Questo dico solo una battuta perché sempre per citare il già citato Benedetto, lui negli anni 80, 90 ha lavorato anche su queste forme alternative di diritti di proprietà che in quegli anni, però se ne parlava molto di più negli anni 90 di oggi, cioè c'è stato tutto un periodo, un po' l'esperimento dell'ex Jugoslavia all'inizio, poi la partecipazione dei lavoratori, qualche cosa qualche anno fa in Francia si parlava delle imprese liberate dal management o questo lavoro, queste imprese che venivano rilevate dai dipendenti. Però negli ultimi anni, dove sarebbe molto più urgente riparlare di queste cose, si parlava anche delle public company, no? Con migliaia di soci. Poi, siccome queste cose erano complicate, per pensare a queste grandi imprese dove le minoranze, dove i piccoli azionisti poi alla fine contano molto poco, anche ci sono aziende che hanno molti soci, però non è che siano stati dei grandi esperimenti di successo, perché poi alla fine non vanno nemmeno un'assemblea. Io stesso vengo da un esperimento dove abbiamo fatto nascere un'impresa al Polo Lionello con 5.000 azionisti e l'assemblea ne vengono 30. Eppure è una realtà che dovrebbe produrre molta più partecipazione per la sua natura anche di come è nata quella. Cioè, quindi perché la partecipazione costa. Cioè, tutti noi abbiamo accolto con entusiasmo gli organi collegiali negli anni 70, dopo i primi anni, i genitori, cioè perché è bello parlare di democrazia, poi bisogna dire che la democrazia è un bene fragile, perché per mantenerlo devi impegnarti, è un bene pubblico, c'è bisogno che qualcuno faccia una contribuzione a quel bene pubblico col tempo, con l'intelligenza, se no le istituzioni. Io oggi, parentesi, ho timore per l'Europa, perché l'Europa è un bene pubblico, che se non c'è un investimento di energia e tempo, questi beni possono distruggersi. Se ne parliamo male, cioè tutte le istituzioni sono forme di bene pubblico, che sono nate da qualcuno che ci ha creduto in passato e bisogna mantenerle, almeno fare manutenzione, no? Allora, la mia battuta, che poi sono poche pagine di questo libretto, è ritorniamo a parlarne di queste cose. Cioè, ovvio che le soluzioni saranno infinite, diverse, magari, però questa bella intuizione di Amartya Sen, che poi riprende George Stuart Mill, che la democrazia è governare discutendo, come dice, no? Government by discussion, cioè si governa discutendo, no? Cioè, appunto, Atene era chiassosa perché democratica, Atene silenziosa perché Sparta silenziosa perché non c'era democrazia, c'erano i militari. Quindi la democrazia è fatta di discutere, di parlare, se noi fossimo capaci di cominciare a riparlare, non dico in televisione, ma un po' di più, un po' si fa, ma troppo poco, di che tipo di democrazia economica vorremmo oggi in un mondo così dominato dall'economia, io sarei contento. Poi più della domanda che della risposta, perché poi le risposte saranno varie e magari nemmeno arriveranno subito, però se non cominciamo a parlarne non arriveranno mai. Posso dare un suggerimento, professore? Intanto qualcuno alzi la mano. Non denigri chiamandolo un libretto, perché un suo predecessore con un libretto che si chiamava, c'erano due, Manifesto del Partito Comunista, esatto, e l'altro era un altro che aveva scritto tipo Stato e Rivoluzione, con due libretti di quelle dimensioni lì per un po' di anni hanno cambiato il mondo, quindi non lo denigri. Io penso che questo libretto qualcosina aiuterà a cambiare. Prego. Non li cambi come hanno cambiato quei due libri lì. Sì. La domanda è questa. In queste giornate viviamo una grande parola, che è la competitività. Perché, vuol dire, il nuovo Vangelo, se vogliamo, europeo, è diventata questa parola. O siamo competitivi e ci indebitiamo, o non siamo all'altezza. Cioè siamo competitivi e ci indebitiamo? E ci indebitiamo. No, non siamo all'altezza di stare nel mondo. La scelta del modello cooperativo, come lo mettiamo insieme? Cioè, sembra che tu, perché ci conosciamo, hai letto qualcosa del libretto, perché uno dei punti un po' più ambiziosi
libretto, scusa, perché il libretto nel senso come quello di Mao. Sì, sì. C'è del libro, dai, per rispetto anche se non è un tuo libro, che non sei No, il tuo editore, io però difendo tanto non Aboca. c'è Aboca, quindi possiamo... No, ma difendo io per... Sì, no, perché insomma, questo libro, una delle pagine un po' più teoriche, voglio chiamarle così, insomma, parolone, è quando io parlo del rapporto fra cooperazione e competizione o concorrenza. Perché le piante ti dicono qualcosa su questo. Una delle cose che mi ha colpito di più quando sono entrato un po' in questo mondo delle piante, che poi cominciò con una mia domanda a Mancuso, che gli dissi: scusa Stefano, ma come mai mi hanno regalato una pianta di rosmarino per il mio compleanno, l'ho messa nella mia stanza, cercherò di accudirla, dopo qualche mese è morta. Lui mi ha detto si è suicidata per stare vicino a me, no? Cioè che aveva assorbito la mia negatività. Da questa battuta è nata la mia passione per queste piante, no? Comunque, non so se era vero, però mi colpì la risposta. Comunque, una cosa che mi ha colpito molto del mondo vegetale, quando ho dovuto un po' studiarlo, perché qui c'è anche un capitolo su come funzionano le piante, mi sono fatto anche aiutare da qualcuno, però ci ho messo alla testa, è come funziona un bosco o un ecosistema. Ad esempio, nel bosco esistono delle forme di competizione, per la luce, ad esempio, no? Le piante competono per la luce, competono per le radici, competono per le foglie. Cioè non è che c'è solo cooperazione. Però se uno guarda il bosco da fuori e nel suo insieme, cioè chi perde la competizione verso l'alto si stabilizza nel sottobosco ed è fondamentale per l'ecosistema. Cioè ciò che sembra una sconfitta individuale è un bene comune per il sistema. Cioè cosa voglio dire? Se uno guarda il mercato bene, in realtà la concorrenza, diciamo, civile, quindi non quella scorretta, è una forma di cooperazione. Ma questo non è soltanto per il mercato, dove guai a un imprenditore che non ha dei buoni concorrenti perché non cresce. Ci sono delle forme di decadenza, il monopolio più o meno naturale o di fatto. Se tu non hai veramente qualcuno che... Ma anche nello sport, che io non amo assolutamente la metafora sportiva per l'economia, penso che sia proprio un errore tecnico pensare allo sport come immagine del mercato, perché non è insomma, a me un certo tipo Neanche di nel sport. gioco di squadra. All'interno della squadra sì, però siccome alla fine lo sport è come telos, quello di vincere alla fine, ti prepari, ti alleni, ma c'è questa idea che in qualche modo c'è un ordine, insomma, ne parlo un po' nel libro. Per tante dimensioni, non per tutte, lo sport è un gioco a somma zero, è un gioco posizionale, c'è un terzo perché c'è un secondo e che c'è un primo, mentre nel mercato non è così. Cioè il mercato, cioè non c'è io ho fatto un articolo su Avvenire durante le Olimpiadi su questo, questa enfasi sulle medaglie, sul il quarto posto come medaglia di legno, come grande disgrazia che uno arrivi quarto, quinto, sesto, perché e ho raccontato queste cose, dico ma qual è il problema? Finché rimaniamo nello sport c'è una sua logica chiaramente, ma quando pensiamo che quella sia una metafora della vita, dove le lacrime di chi vince non hanno bisogno delle lacrime di chi perde nella vita, perché nella vita, nel mercato si ride insieme, cioè il mercato è mutuo vantaggio, io non ho bisogno che tu perda, e quando il mercato diventa questo è un fallimento del mercato. Comunque, per dire, nello sport noi abbiamo vinto le Olimpiadi 3 anni fa nella 4%, che era qualcosa più impensabile di vincerla con Jacobs, che era una cosa anche straordinaria. Perché? Perché qualche anno prima la rivalità tra Torto e Jacobs, cioè la rivalità, cioè 10-0-1, 10, 9-99, no? Cioè questo ha creato un movimento attorno a questi due ragazzi che ha prodotto un'eccellenza che ci ha fatto vincere addirittura la 4%, una cosa inenarrabile che l'Italia potesse battere l'Inghilterra, la Giamaica. Cioè, non siamo mai andati in finale negli ultimi, dopo Los Angeles all'84. Cioè, perché dico questo? Cioè, avere dei buoni concorrenti è fondamentale per qualsiasi persona, a scuola, ed è fondamentale quindi se uno legge il mercato da uno sguardo un po' da fuori, puoi leggere anche la competizione come un sottogioco di un gioco cooperativo, cioè dove in realtà ciò che sembra soltanto qualcosa a somma zero nell'ecosistema del mercato produce degli effetti positivi, se è civile e non è una concorrenza malata. Allora, quello che io dico,
impariamo a leggere anche attraverso le piante come funziona il mercato, cioè la legge aurea del mercato, secondo qui lavoro ecco, forse una delle cose su cui più ho lavorato anche con un collega nostro amico inglese, cioè la legge del mercato non è l'interesse personale, non è l'egoismo, è il mutuo vantaggio, è la reciprocità, è la crescita comune. Cioè se io oggi mi metto, per fare un esempio concreto, se io ho un figlio o un nipote che finisce l'università, il diploma e dice voglio fare l'idraulico, bene, sono meno gli idraulici degli avvocati, abbiamo scoperto dall'ultimo studio, no? Bene, voglio fare l'idraulico in Italia. Questo giovane, no? Cosa dovrebbe dire quando fa l'apprendistato, finalmente si mette in proprio, apre la partita IVA e comincia a lavorare nel mio paese, Ascoli Piceno, no? Che dovrebbe dire questo idraulico giovane? Marco, dovrebbe dire, quali sono i miei competitor da battere? Cioè, è un atteggiamento intelligente questo per un giovane? Potrebbe dire, a chi serve il mio lavoro? No? Cioè, c'è qualcuno che ha bisogno di me ad Ascoli? Quindi diciamo, l'asse fondamentale del mercato è cooperare per un bisogno comune, io di lavorare e tu del rubinetto da riparare. Che poi se gli altri lo fanno peggio di me escano dal mercato, non è quasi un effetto non intenzionale, ma se io investo energie per battere i competitors, sono un pessimo imprenditore, perché utilizzo l'energia nel modo sbagliato. E quindi l'avere uno dei temi, la virtù dell'imprenditore che dovrebbe essere insegnata a scuola, nelle business school, è come imparare a cooperare con i clienti e con i fornitori, non come battere i competitors, che invece è quello che normalmente si insegna. Quindi queste virtù quasi militari, no? Il coraggio, dovreste dire no, la mitezza, il saper dire scuse, il saper essere cordiale, il saper parlare con la gente, il saper ricominciare, il saper perdonare. Sono cose fondamentali per lavorare, che però vengono viste come cose secondarie. Ma se il mercato è cooperazione soprattutto, che come io credo, non solo io, questa è un'idea che hanno tutti i grandi economisti, compreso Smith, se uno va a leggere, ma fino a Friedman, la regola aurea del mercato non è l'interesse personale, ma è la reciprocità, cioè è il mutuo vantaggio. Io qui non l'ho messo nel libro, ma un articolo che sono uno degli articoli che sono più letti nella mia carriera, quando ho raccontato un'esperienza estiva con mio fratello in un paesino, in un ristorante. Si chiama L'economia dei rigatoni alla castignanese, no? L'articolo. Entro in questo ristorante da mio fratello, dico che cosa c'è? C'è il menù turistico, che così? Abbiamo i rigatoni alla castignanese, alla Castignano, nelle Marche. Poi invece arrivo lì e mi portano le tagliatelle, i funghi, i porcini che io cerco, quindi li mangio spesso a casa mia, e dico scusa perché mi avete detto i rigatoni? A un certo punto la cameriera, scusate, torna, esce il padrone. Mi dice, siamo sbagliati, però guardi, ora le faccio portare i rigatoni, dopo un assaggio di rigatoni. Non solo, le faccio portare le olive alla scolana che faccio io. Cioè mi ha riempito di roba, non mi ha chiesto nulla in più, ma la domanda dell'articolo è perché è uscito il padrone? Perché è uscito l'imprenditore? Perché aveva paura che io fossi un giornalista, non sapeva niente di scrivere il suo avvenire. Zero, era un anonimo passante. Perché aveva paura che io non tornassi più come cliente? Forse, ma c'è un vero motivo più profondo, che quando un imprenditore sente che non c'è mutuo vantaggio, fallisce come imprenditore. Cioè non gli basta la sua felicità, deve far contento il cliente, perché far contento l'altro non è di essere gentile, essere carino, è il suo mestiere, perché la sua ragione d'essere è la crescita comune. Se io esco scontento dalla pizzeria, arrabbiato, non è semplicemente una perdita economica, è una perdita vocazionale, cioè quell'imprenditore fa qualcosa contro natura. Ecco perché è uscito. Questo articoletto l'ho raccontato, ha avuto una visualizzazioni, non so quante. Ma più che altro perché il titolo, i rigatoni alla trasportiamo questo ristoratore a Venezia, dove invece la rendita fa sì che, diciamo, si pratica. Esatto. Sono cose contro natura, in tutte le famiglie in tante famiglie abbiamo cose contro natura, però non vuol dire che sia brutta la famiglia. Cioè è ovvio che ci sono imprenditori che non fanno così, ma la mia analisi qual è? Se tu non vivi questo, non è che sei semplicemente un buon imprenditore che fa un atto sbagliato, sei un pessimo imprenditore. Cioè, questo, quindi puoi essere un pessimo imprenditore, purché tu lo sappia, non è che stai. Quindi è questo, come ci sono pessimi politici, pessimi padri di famiglia, ci sono anche pessimi imprenditori. Sì, infatti nei momenti di crisi, anche adesso l'esempio di Venezia, poi i pochi che ci sono in quei periodi morti a Venezia vanno a mangiare nei ristoranti dove si mangia bene, no? E gli altri lavorano meno, quindi da questo punto ha perfettamente ragione. Ultima domanda.
Poi potete porgliene, andate a prendere il libro che ha piacere, ve lo fate autografare, chiacchierate con lui, lo teniamo rinchiuso qua finché non Non ve ne fiori, andate. ma opere di bene. A Treviso, all'inaugurazione di una scuola di economia civile, credo organizzata dagli industriali, io feci una domanda così un po' strana al professor Bruni e al professor Baggio e dissi: ho la sensazione che sia in corso, che sia arrivata una dittatura del capitale. Un Attraverso termine di così, me e Baggio arrivava, no? sì, avevo chiesto, no. E, la domanda la risposta fu interlocutoria, non fu né un sì né un no. Poi ho continuato a pensarci in questi più di 10 anni, con il mercato assunto quasi a divinità, con sì, con tutto quello che vediamo ogni giorno, con l'idea perversa non del profitto, ma del massimo profitto assoluto, come valore assoluto, io ad essere convinto di questo. Poi ho letto alcuni scritti in cui forse una risposta mi era arrivata. È antipatico, non si parla in questi in termini così schietti in genere, ma io torno a domandare: è in corso o no una dittatura capitale? Ripeto che è stranissimo parlarla, chiamarla grazie, così, ma no. meglio chiamarla con franchezza. Grazie. Grazie. Forse anch'io invecchiando magari uso meno queste espressioni. Io ero un po' più, diciamo, ideologico, tra virgolette, qualche decennio fa, quando cominciavo. Amavo anch'io queste grandi frasi. Oggi sono un pochettino più attento, non perché sia meno profetico, spero di non essere, cioè io lavoro ancora con giovani, ho visto qui prima una ragazza che lavora con Economio Francesco qui di Padova, che verrà. Io sono sono quello che, anzi, non essendo giovane, ma faccio di tutto per tenere alto il tasso profetico dell'economia, perché lo sento come una cosa seria, che la profezia non è utopia, mentre l'utopia è un non luogo, la profezia è un già che indica non ancora, ma c'è qualcosa. È un già che indica, come un bambino che dice io ci sono, ma diventerò qualcos'altro, no? Però oggi io, se dovessi dire che cosa sta accadendo nel mondo, certamente c'è un grande avanzare della cultura del business, che non è il capitale come lo si intendeva nel Novecento, che era più legato alle grandi visioni dei grandi economisti liberali, la scuola di Chicago, che erano un po' i grandi teorici visti come liberali, neoliberali. Quel tipo di economista come nemico oggi non c'è più, perché oggi i grandi protagonisti non sono più i teorici. Cioè, se lei pensi oggi, a parte i presenti, mi faccia 3 nomi di grandi economisti che sono importanti come teorici, non Mario Draghi, ma che sono presenti nei grandi dibattiti, cioè sono figure molto secondarie rispetto ad altri mestieri nel dibattito pubblico, psicanalisti. Mentre il grande successo di oggi ce l'hanno è il mondo del management, il mondo del business e il mondo dei consulenti. Cioè lì sono i vincitori, perché mentre nel Novecento, secondo me, il modello, diciamo, il paradigma di riferimento era la democrazia e la partecipazione, vuoi fare una cosa seria, crea un sistema partecipativo, perché la partecipazione e la democrazia è la civiltà. Oggi vuoi fare una cosa seria, chiama un esperto di management, un consulente che ti insegna come fare, a scuola, sanità, politica. Il giubileo del 25 sarà gestito da Deloitte, come sappiamo a Roma, no? Questa grande società di consulenza. C'è l'idea che sono i grandi esperti di ogni forma di organizzazione umana. Quindi è lì che sta avanzando molto, con i suoi dogmi, su cui io ho lavorato in questi anni. Per me sono dogmi veri. Ho fatto lavori sul capitalismo come religione, ho lavorato in questi anni. Cioè, il primo è la meritocrazia, che è il grande dogma di questa religione, diciamo, del management, del business, della consulenza. Un altro grande, secondo me, dogma è la leadership. Cioè sta diventando una religione. Tu se non fai qualche corso di leadership, cioè non basta più essere un responsabile, un coordinatore, devi essere un leader, no? Con questo sto anche lavorando teoricamente su questo aspetto, cioè su questa nuova idea che il mondo è diviso in leader e followers, che è molto più gerarchica della visione del Novecento, dove almeno uno faceva responsabile, capo ufficio, no? Oggi siamo sotto questa apparente, cioè si cambiano i nomi. E un altro grande tema sono gli incentivi.
Cioè se tu paghi Basta pensare a abbastanza... come è diventata la politica con i leader. I Sì, no, follower. ma è così. Se tu paghi abbastanza in modo preciso puoi ottenere tutto dalla gente e tutto in vendita. Cioè questo a me preoccupa di più che non il grande capitale, cioè che sta avanzando un'idea di persona, un'idea di individuo, di rapporti umani, di mondo molto impoverita. Cioè questo a me preoccupa. Cioè questo nelle grandi imprese è evidente. Io qualche volta le bazzico per lavoro, cioè queste forme di nuovi rapporti umani gestiti in un... che però finché rimaneva nell'impresa poteva avere... Ma siccome sta emigrando ovunque, perché è la nuova cultura, una cultura viene da culto, cioè è la nuova cultura che si respira dappertutto, ripeto, nei luoghi anche della Chiesa si respira, per dire nei movimenti, cioè che tu non fai oggi, se fai un capitolo generale di suore e non hai un consulente non lo puoi fare più. Sto scherzando, devi avere qualcuno che ti insegna come si fanno le partecipazioni, come si gestisce la leadership. Metto l'altro giorno una suora che aveva fatto un corso, ho scoperto che abbiamo anche noi una mission. Dico, guarda che mission, è la traduzione inglese di missione, che l'avete inventata voi. Questa gli torna dal consulente e scopre che c'è la mission, no? La vision, no? Cioè, per dire, cioè a me queste dimensioni oggi sono personalmente più preoccupanti che non che poi, detto questo, torniamo al discorso di prima sui diritti di proprietà e sulla partecipazione e democrazia economica, non è che ho dimenticato quel discorso lì, e quello rimane come un grande tema. Però queste sono faccende che sono, siccome passano come cose buone, questo fatto della leadership, della meritocrazia, di queste nuove forme, è difficile criticarle, perché tutte le volte che ci provo c'è sempre qualcuno che mi dice, ma ecco tu sei per i raccomandati, sei per i fannulloni, perché il merito è fondamentale, cioè è difficile perché usano parole belle come merito, che viene dal mio punto di vista spesso manipolato, e i grandi peccati sociali nascono da parole belle violentate, sempre, appunto, libertà, uguaglianza, fraternità, cioè, perché sarebbe troppo semplice prendere parole brutte. E quindi, ecco, a me preoccupano di più, paradossalmente, queste mode, queste epidemie perché è un riduzionismo antropologico, cioè noi siamo molto di più di incentivi, di leader, cioè io avrei terrore di pensare al mio capo ufficio come mio leader, cioè è il mio collega che fa il suo lavoro, no? Come me. C'è questo bisogno, poi come questo libro molto bello che ha fatto la Mazzuccato, Il grande imbroglio sulle società di consulenza, questo libro è uscito da poco, ma molto interessante, che lei fa vedere l'enorme impatto che oggi hanno le società di consulenza, quelle grandi, che ormai hanno in mano tutto, cioè dai governi, le ONG, le grandi imprese, che sono i medici di ogni tipo di organizzazione, che poi sono quelli che danno, la stessa impresa, danno i consigli di come ridurre l'inquinamento alla Comunità Europea e di come produrre petrolio alle imprese, no? Quindi hanno un problema di conflitti di interesse a volte notevoli, soprattutto, dice la Mazzuccato, senza nessuna responsabilità, perché noi siamo dei consiglieri, consulenti, mica decidiamo noi, decide l'impresa, che spesso invece l'impresa usa questa forma di consulenza per deresponsabilizzarsi, perché davanti alla complessità del mondo, non sapendo che cosa fare, queste realtà sono delle certificazioni di qualità delle relazioni interne. Abbiamo seguito il consulente, siamo a posto. Quindi se protesti, mobbing, abbiamo una sorta di certificazione che abbiamo fatto le cose bene, no? Quindi questi appalti, questo outsourcing delle relazioni, che tu come la mensa la gestisci, la appalti a dei tecnici, che tu non tocchi più nessuno dentro l'impresa, ma c'è qualcuno che lo fa per te. No, come disse l'altro giorno un mio amico. Io ho un problema con il mio responsabile, il mio leader. Mi hanno fatto parlare con un coach, con un counselor, con uno psicologo. Quanto parlo con lui? Cioè, che tu sono delle forme di immunità, cioè non tocchi più l'altro, te lo tocca il tecnico, no? Cioè per non contaminarti dai problemi che non sto colpevolizzando nessuno. Allora, questo tipo di fenomeni, come dice appunto la Mazzuccato, produce che cosa? Un'enorme infantilizzazione dell'impresa. Cioè post-it dappertutto, cioè che tu a volte sembra di entrare in una specie di scuola quando vai in un'impresa, no? Cioè i giochi di ruolo, c'ho il marito della mia segretaria che ogni anno deve fare 4 giorni di ritiro spirituale con la sua azienda, è terrorizzato, che gli fanno fare cose nel bosco, cioè, che appunto dice, mi ricordo quando ero bambino, cioè le chiama una infantilità, perché si creano delle dipendenze, una addiction da consulenti, tu non fai più nulla se non chiedi parere all'esperto, le dice. Quindi
questo tornare a delle forme. Ecco, la mia dittatura, che oggi, parola che non uso, insomma, forse utilizzerei più per queste cose che non per i grandi economisti o i grandi teorici del capitale o del neoliberismo. Poi, per dire qualcosa. Grazie della domanda comunque. Grazie a Luigino Bruni, che ha il demerito, allora a questo punto devo dire, di aver scritto questo bellissimo libro, perché non posso usare la parola merito. Si può usare, ecco, infatti. Sapete che ogni sera in Librerietta di Posta c'è un incontro su un libro. Non tutte le sere abbiamo ospiti di questo livello, però questo vuole essere un luogo dove ogni sera c'è occasione di ragionare, di discutere su tutti i temi di questo genere, con approcci anche culturali diversi, perché dalla discussione i libri hanno questo di bello. Come mi ha insegnato un po' il mio maestro, un libro è bello quando non sei d'accordo, perché ti costringe a pensare. I libri aiutano e costringono a pensare, questo è un luogo dove cerchiamo di fare questo. Io ringrazio molto il professor Luigino Bruni, perché è venuto praticamente all'inaugurazione, perché abbiamo ricominciato da 3 giorni a presentare i libri. Merita un applauso e credo anche di acquistare il suo libro che trovate sopra. Grazie ancora.